3 mesi in attesa di un incontro a Roma tra Ministero, sindacati, regioni e parti sociali, ma ancora l'avvertenza Electrolux non è stata chiarita. Per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, Roma deve intervenire al più presto. Ho avuto ragione io, il tavolo a Palazzo Chigi non c'è, il 20 gennaio non c'è il tavolo e mi spiace anche perché sono passati più di 2 mesi, forse 2 mesi e mezzo, stiamo parlando di lavoratori che rischiano di perdere il loro posto di lavoro, stiamo parlando di una multinazionale, stiamo parlando di un governo che dovrebbe trattare Electrolux e questa vicenda come Alitalia, Ilva e altre partite. Zaia ha ribadito che sono trascorsi 2 mesi da quando si è capito che 1600 persone sanno che ormai stanno perdendo il lavoro. È necessario intervenire quanto prima, intanto i sindacati hanno un'ultima notizia. Il famoso tavolo ministeriale richiesto da mesi potrebbe essere convocato entro 15 giorni e potrebbe esservi pure un incontro preventivo tra Ministero e sindacati, prima quindi di incontrare la dirigenza della multinazionale. Siamo in attesa di questa convocazione che il Ministero ha rinviato nuovamente. Il fatto in sé non è positivo, speriamo che questo tempo serva a costruire una proposta, un'idea di cosa fare, perché questa fabbrica è una fabbrica che va bene, è una fabbrica che fa utili e soprattutto dà occupazione a migliaia di lavoratori, quindi è necessario che il governo intervenga. E intanto i sindacati ribadiscono che un'azienda sana come l'Electrolux non può essere spazzata via. Questa azienda è un'azienda, come ho detto, che non è un bidone vuoto, è un'azienda che produce, che fa utili, che ha dei lavoratori capaci, ha tutte le condizioni, in poche parole, per poter essere produttiva.